Ebbene sì, Siamo giunti qui, nel Sud Dakota, dai 4 presidenti. uno dei posti più iconici degli Stati Uniti e non solo. Tra l'altro il tempo non è un granché, anzi piove. Credo Però- che questo l'abbiano intuito. Però noi non molliamo. Non molliamo, bisogna fare foto, video, godersi il posto. Abbiamo già comprato qualcosina. Ah no, l'ho messo nello zaino. Non fa Vabbè, niente. non la possiamo mostrare, ma vedrete, vedrete. Niente, ci vediamo dopo nei prossimi video. Yeah! È bello col cielo, guarda. Sinistra, vedi, serve i cartelli. Gira. Gira, gira. Svolta a sinistra e prendi Wildlife Loop Road. Buongiorno da Custer State Park. Caster. Custer Che parco è? è uno state park dove la particolarità qual è? Quella di vedere i buffalo. Bafalo. Ed io non vedo l'ora. Ma finora non ce n'è neanche ma- uno. Ma siamo appena all'inizio. Tu dici? Tra l'altro, cosa è successo? Grazie a me non abbiamo pagato il biglietto d'ingresso. Oh, dovete sapere che Andrea, quando attacca la pippa, quando non appena gli chiedono da dove vieni, lui inizia a dire Italy, no, Italy. E poi si mette a parlare, e poi quindi lui si rende simpatico. E quindi la prima volta, quando è successo, quello dell'albergo ci ha dato una stanza più grande. Ora che è successo un'altra volta, che si è messo a parlare, ci hanno fatto entrare gratis in questo parco, ma sarai punito, non vedrai un bafalo. Sì, ma non c'è un bafalo.
Eccoci! Ora recuperiamo quello che non siamo riusciti a fare ieri e anche in realtà stamattina perché pioveva e infatti abbiamo dovuto interrompere la visita del parco preferito di Andrea, il Custer State Park. E passare quindi al piano B. Piano B recuperiamo quindi quello non fatto ieri e stiamo al Crazy Horse Memorial. Alle nostre spalle potete vedere questa statua imponente, sempre costruita e scolpita nella roccia, la risposta degli indiani al Monte Rushmore fatto dagli americani per praticamente ricordare Cavallo Pazzo, quindi il loro combattente, che sconfisse gli americani nella battaglia di Little Bighorn, bravo. quella del generale Custer. Esatto, dove fu sconfitto Custer. Poi alla fine comunque nell'anno successivo comunque gli indiani si dovettero arrendere I nativi. e quindi alla fine hanno voluto rispondere diciamo nel 1948 a quel memorial. Quindi al memorial del Monte Rushmore con questa costruzione. È un modo quindi per non dimenticare, in effetti. Perché in realtà i nativi americani, la battaglia tra americani e indiani, perché è iniziata? Perché gli indiani non volevano che questa zona fosse toccata perché era una zona ritenuta sacra. La zona del Black Hills. Esatto, mentre gli americani, diciamo, interessava questa zona perché c'era l'oro. E quindi ecco che è iniziata poi le battaglie, le guerre. Sono sempre sorde. Sorde, muovono tutto purtroppo. Quindi sono passati 70 anni dall'inizio della costruzione, ma come vedete, diciamo, non sta proprio a buon punto. Va avanti a piccoli passi. Perché loro non vogliono assolutamente finanziamenti federali, quindi dallo Stato, e quindi vanno avanti solo grazie a, diciamo, donazioni private oppure biglietti d'ingresso che abbiamo pagato anche noi. Esatto, quindi abbiamo contribuito anche noi alla costruzione. Quindi bisognava venire non solo per vedere il monumento in sé, il memoriale in sé, ma soprattutto per contribuire alla sua costruzione. Credo che finita non la vedremo mai. Penso pure io, perché a 70 anni hanno fatto solamente il braccio teso e il volto. Manca tutto il resto, che ora vi faremo vedere su, diciamo, dei progetti che stanno all'interno del Visitor Center. Let's go! Ciao! Rieccoci al Custer State Park. Siamo tornati sul luogo del delitto. Oggi qua c'era il diluvio universale, quindi ce ne siamo andati, ma noi imperterriti abbiamo deciso di tornare. Posto bello, bello, bello. Secondo me è il più bello della giornata. No, devo dire merita.